Quarta corsa da Bologna, confronto per cavalli di 4 anni, campo al completo sul doppio chilometro, 1 Found Love Gar, 2 Fiona del Sile, 3 Friulano Jet, 4 Firework Pink, 5 Fly, 6 Fragoroso Gal, seconda linea 7 Felixia, 8 Ferdi Very Nice, 9 Fair Play Fox. I favori sono per Felixia contro favorite Found Love Gar, numeri 7 e 1 dello schieramento. Macchina che stacca in questo momento e lascia sfilare i concorrenti, fra i quali Firework Pink si avvantaggia e passa in breve a condurre nei confronti di Fiona del Sile e Found Love Gar. Più indietro c'è Felixia in quarta posizione lungo la corda. E così 200 iniziali in 15,7 con Firework Pink in vantaggio, Fiona del Sile e Found Love Gar in scia, poi Felixia in quarta posizione, accenna a spostare all'esterno Found Love Gar. Intanto avanza Friulano Jet dalle retrovie. Primi 400 metri di gara. In 32,4 insiste Friulano Jet, costringe così Found Love Gar a avvicinare Firework Pink dopo i primi 600 metri di gara. Seconda pariglia esterna per Felixia, mentre rimane in terza ruota Friulano Jet. Lungo la corda è Fiona del Sile. Completamento dei primi 800 di gara nell'ordine del 1-3-3. In vantaggio si mantiene Firework Pink, Fiona del Sile in schiena. Numero 6, Fragoroso Gal, squalificato. Poi Felixia in seconda pariglia. Più indietro Ferdi Very Nice. Cavalli che hanno completato un primo chilometro in 1,18,6. Siamo ora al secondo passaggio davanti alle tribune, sempre condotti da Firework Pink i concorrenti. Found Love Gar all'esterno, in corda c'è Fiona del Sile, poi Felixia in seconda pariglia. Si mantiene in vantaggio Firework Pink a 600 dalla conclusione, seconda posizione per Fiona del Sile, terza per Found Love Gar che si appoggia alla corda, cerca di venire via Felixia ma allunga davanti Firework Pink che è a 400 dalla conclusione, ha un paio di lunghezze di margine su Fiona del Sile, passa in terza posizione Felixia. In fuga è Firework Pink, Felixia sposta su Fiona del Sile. La sua azione non è brillantissima, ingresso in retta d'arrivo con Firework Pink che si mantiene in vantaggio. Felixia prova a ingambarsi nuovamente per avvicinare il leader che però riesce a sfuggire fin sul palo. La vittoria per Firework Pink. Davide D'Antoni in sediole, il secondo posto per Felixia, al terzo è Fiona del Sile, 1,17,7 il ragguaglio conclusivo. Bel primo piano in percorso di testa per Firework Pink. Davide D'Antoni porta un bel primo piano in percorso d'avanguardia. Rivediamo le battute finali. Il controllo dell'affondo di Felixia che finisce seconda a una lunghezza precisa, al terzo Fiona del Sile. Vittoria quindi che premia il training di Pietro De Muru per conto del signor Alberto De Muru.